Gli agenti della polizia locale di Jesolo stavano attendendo un gruppo di irriducibili venditori abusivi decisi a continuare la propria attività sulle spiagge del litorale. Un gruppo composto da venditori senegalesi che raggiungono Jesolo da Mestre e Sandona di Piave, già tristemente noto per reazioni anche violente nei confronti delle forze dell'ordine. Una tendenza che non si è smentita. Alla vista della polizia locale, in via Levantina, uno dei venditori ha attaccato un vigile colpendolo con dei pugni al volto prima di essere fermato da altri agenti. Fortunatamente l'aggredito non ha riportato gravi conseguenze, mentre l'aggressore è stato identificato e denunciato, ma la vicenda non è isolata e genera più di una preoccupazione nella località balneare, tanto da spingere il sindaco Valerio Zoggia a lanciare un appello alle altre forze dell'ordine per un'azione comune. Agenti della polizia locale sono stati aggrediti anche a Venezia, ma qui le colluttazioni si sono risolte con un doppio arresto. In manette sono finiti due borseggiatori in azione sul ponte di Rialto, sorpresi ad alleggerire un turista del portafoglio. Il primo bloccato sul posto, l'altro, che inizialmente era riuscito a divincolarsi e fuggire, fermato in un secondo momento, sempre dagli agenti della polizia locale. Entrambi sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Maggiore per rapina impropria aggravata.